In collaborazione con Farmacia Picciola, sempre più vicino a te. Farmacia Picciola dal 1799. Amiamo il nostro lavoro e lo svolgiamo con professionalità e serietà. Personalizziamo terapie e trattamenti nel nostro laboratorio. Se vi svegliate stanchi, siete insonni o semplicemente non siete soddisfatti del vostro riposo, vi proponiamo oggi l'innovativo test sulla qualità e la quantità del sonno. Siamo aperti dal mattino presto dalle 8 fino alle 20:30 la sera, sempre anche il sabato e la domenica. Farmacia Picciola, il vostro centro salute di fiducia. In via Oriani 2 in Barriera Vecchia. Bentornati. Allora, questa sera puntata non facile. Buonasera dottor Massimiliano Duban. Buonasera a tutti. Non facile perché questa sera parleremo del futuro, un futuro che possiamo già intravedere, ma un futuro che è al di là da venire. Forse noi non lo vedremo, forse vedremo alcune parti di questo futuro, ma sicuramente i nostri figli e forse anche i nostri nipoti. Forse qualcosina anche noi, insomma. Qualcosina. Siamo ancora giovani, dice lei. Ma diversamente, ma giovani. Allora, questa sera il dottor Duban non veste il camice del farmacista, cosa che non insomma, come vedete non mette mai, no? In tutti questi anni di puntate ci ha sempre snobbato con lo stemmino e il camice. Vabbè. Però a parte gli scherzi, questa sera è come consigliere dell'AGMEN, cioè l'Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici, perciò i bambini con tumore. Esatto. Perché ne parliamo? Anche Tele4 ha fatto un bel servizio sulla presentazione, cioè la presentazione sulla donazione da parte dell'AGMEN di una macchina che fa delle cose particolari. Io non mi addentro perché sono ignorante, ma lascio che ne parli il dottor Duban, anche così spiegando quello che sarà il futuro, quello che implica questo uso di questa macchina così particolare, che esiste sì già da 4-5 anni, è stata sempre più diciamo affinata e centrata sugli obiettivi, però insomma forse è meglio che ne parli lei. Sì, è un progetto che quando ci è stato sottoposto qualche anno fa ci ha fatto veramente saltare sulla sedia, perché effettivamente questa macchina che si chiama Clinimax Prodigy è effettivamente un prodigio. È una macchina non più grande della credenza della nonna, che consuma metà di quello che consuma un ferro da stiro in termini di energia, però è in grado di fare delle cose pazzesche nel campo della manipolazione cellulare. Okay. È una macchina che può separare le cellule, è una macchina che le può ingegnerizzare, è una macchina che le può coltivare, quindi le può aumentare di numero, è una macchina che da sola effettua i controlli di qualità e a partire da 4 ingredienti alla fine restituisce la sacca da trasfondere al paziente. Stiamo parlando aspetti. Di terapie oncologiche e di trapianti di midollo, ovviamente, perché insomma il target del reparto di oncoematologia e trapianti del burlo. Perciò tumori dei bambini, ma non solo. Certo, adesso questa macchina voi l'avete donata al burlo e serve a questo. Mi diceva anche fuori onda che ha già salvato un bambino attraverso. Allora diciamo che il tipo di procedura che viene eseguita all'interno della macchina è una cosa che veniva già eseguita ma in laboratorio. Allora, giusto? La scienza, cioè la competenza, le conoscenze per fare quello che faceva la macchina risalgono a diversi anni fa, sono state anche qui affinate nel tempo, ma venivano realizzate in laboratori sofisticatissimi
pochi in Italia, a Trieste no. A Trieste no, okay. e richiedevano, ovviamente essendo pochi, strassaturi di lavoro, procedimenti costosissimi e tempi lunghissimi di attesa. Con questa macchina in 14 giorni è un impegno da parte dell'operatore nell'arco di questi 14 giorni di un paio d'ore, diciamo proprio in emergenza, in urgenza, perché si trattava di un bambino di 6 mesi affetto da una immunodeficienza genetica, quindi aveva un sistema immunitario non funzionante. Non funzionante, ok. Quindi era espostissimo a infezioni, polmoniti, eccetera. C'era la necessità di fare un trapianto di midollo urgente. È stato preso il papà, quindi già primo passo pazzesco, è stato fatto un trapianto di midollo con un midollo compatibile al 50%, non al 100%. In un adulto è una cosa che si fa, o nei bambini grandi da diversi anni, si usano dei farmaci particolari. Questi farmaci hanno una tossicità che in questo caso sarebbe stata pericolosissima, fatale, se non letale, in questo bambino di 6 mesi. Quindi grazie a questa macchina si sono prese le cellule del midollo del padre, si sono tolti tutte quelle cellule che possono dare una reazione, si chiama la reazione del midollo contro l'ospite, cioè molto brevemente il contrario di quello che avviene in un trapianto d'organo, no? Sì. Mi trapiantano il cuore di un altro, il mio sistema immunitario non lo riconosce, lo aggredisce, lo distrugge e c'è rigetto. Okay. Nel trapianto di midollo succede esattamente l'opposto, mi viene trapiantato un nuovo sistema immunitario, questo sistema immunitario estraneo non riconosce il mio organismo e lo aggredisce. Per evitare questo si usano appunto questi farmaci. Maggiore la compatibilità, minore è questa reazione, quindi le compatibilità si ricercavano al 100% fino a pochi anni fa, oggi siamo in grado di trapiantare midolli col 50% di compatibilità, uno dei due genitori. Benissimo. Vuol dire avere il donatore in famiglia, pronto, è chiaro che si usa in casi particolarmente urgenti. In questo caso non è stato neanche necessario utilizzare quei farmaci che vengono normalmente utilizzati proprio perché la loro tossicità avrebbe nuociuto a questo bimbo, e con questa macchina si sono tolte quelle cellule, i linfociti, che danno questa reazione contro l'ospite, e quindi il bimbo non ha avuto nessunissima reazione. Pazzesco. Tempo qualche settimana era già a casa, è stato dimesso qualche giorno fa. Se no, come sarebbe andata? Malamente. Ah, proprio malamente? Beh, innanzitutto avrebbe dovuto compiere un viaggio verso un centro, di solito Roma, Milano, eccetera, che già di per sé è un rischio per un bambino immunodepresso. Poi avrebbe dovuto attendere il suo turno. Non è detto, questo è uno dei principali problemi di questo genere di terapie, non è detto che il paziente abbia il tempo per aspettare, no, il suo turno, per aspettare che in un laboratorio si produca questo materiale che questa macchina produce in 14 giorni, in maniera completamente sterile, nessuno tocca niente, in maniera completamente automatica. Quello che viene fatto oggi può essere ripetuto nelle medesime condizioni in maniera standard domani, dopodomani e in futuro, quindi è una macchina pazzesca. E questa è solo una, oserei dire, neanche delle più complicate cose che questa macchina può fare. Si potranno aggredire anche i tumori solidi? Allora, le altre due cose che questa macchina può fare, diciamo, adesso ne parlo anch'io da ignorante, perché non è che sia talmente, voglio dire, complessa la questione, ma le altre due cose che questa macchina può fare è quella di ingegnerizzare, tra virgolette, le cellule del sistema immunitario. Uno dei problemi nei trapianti di midollo è una finestra in cui il paziente non ha difese immunitarie. Certo. No, viene sradicato. Sì. Questo lo so anch'io. Il midollo malato, si reinfonde il midollo nuovo. In quella finestra uno ha
globuli bianchi 0. Prelevando i bianchi del paziente prima, questi possono essere ingegnerizzati, cioè fornendogli delle informazioni tramite il famoso RNA, e di questo parleremo, di cui abbiamo, appunto, vengono istruiti ad aggredire uno o più virus che possono aggredire il paziente durante il bambino durante questa pratica. Quindi abbiamo diciamo così, in frigo la soluzione a un problema che eventualmente potrebbe porsi. I farmaci antivirali che si usano in queste situazioni sono anche loro efficaci, ma in alcuni casi anche abbastanza tossici, no? Quindi poter infondere al paziente le cellule del sistema immunitario, non solo, ma già allertate, gli dico, guarda, devi andare a cercare quello, no? È un passo enorme. Andando ancora avanti, questa stessa tecnica di ingegnerizzazione può allertare i linfociti, e qua stiamo veramente parlando di terapie cellulari, cioè parliamo della creazione di un farmaco biologico. Si possono aizzare le cellule del sistema immunitario del paziente contro le cellule tumorali. Ora, questo è già stato autorizzato per quanto riguarda i tumori del sangue, quindi leucemie, linfoblastiche, mieloidi, linfomi, eccetera. Ovviamente come, non dico ultima spiaggia, ma quando ci si trova di fronte a situazioni in cui le terapie convenzionali non hanno funzionato per il momento. Ma ci sono stati degli studi molto promettenti anche nei confronti di alcuni tumori solidi nell'adulto e recentemente anche nel bambino per quanto riguarda il neuroblastoma, che è il secondo tumore più frequente nei bambini, dove con tutta una serie di colpi di genio, non ultimo quello di inserire nei linfociti un gene che attivava una procedura di suicidio, quindi un interruttore per spegnere il linfocita modificato nel caso la reazione all'interno del paziente fosse stata incontrollabile. Quindi avevano pensato non solo a scatenare, voglio dire, il sistema immunitario contro il tumore, ma avevano pensato anche dicendo: ma mettiamo caso che il paziente abbia una reazione che noi non riusciamo a controllare con i farmaci, avevano pensato anche a inserire l'interruttore per fare in modo che queste cellule si suicidassero. Che bella visione. Allora, sì, 14 minuti intensi, io capisco che sono cose insomma abbastanza complesse per tutti noi, insomma, per tutti noi che magari non abbiamo studiato né medicina né biologia, o insomma non abbiamo delle basi così. Si figuri, ho fatto farmacia, quindi così solide, ecco, rispetto a questi temi. Però tentiamo di spiegare, tutto questo nasce da una tecnologia del mRNA messaggero. Allora, la cosa pazzesca di tutto questo sistema qua è che dicevamo anche prima, è la somma di tutta una serie di scoperte fatte in alcuni casi anche un po' casualmente, e anche tutto sommato detto sì, bon, va bene, abbiamo scoperto questo, ma che ce ne facciamo? No? Fatte nel tempo. Anni 60, no? Risaliamo fino all'mRNA. È stato scoperto negli anni 60, ma negli anni 60 hanno detto ok, va bene, serve a questo e questa è la sua funzione, ma non sappiamo cosa farcene di questa informazione per i nostri scopi. L'RNA
è il cosiddetto messaggero. E per spiegarlo molto semplicemente, ho pensato a questa similitudine perché la cellula è come un paese medievale, no? C'è il castello, dentro il castello c'è il re è competente, sa tutto. Il re è il DNA. Il re è il DNA, cioè è una bella è una bella molecola, doppio filamento, solida. C'ha tutto dentro, lui sa tutto, competente, il re. No? Il re affida il suo messaggio a un messaggero e lo spedisce fuori dal suo castello, che è il nucleo della cellula. Il messaggero va... Ma qual è il messaggio? Il messaggio è per i vari componenti della cellula e quindi le varie attività del villaggio, fai quello che produce il benessere del villaggio. Quindi insomma, un giorno andrà dal maniscalco e gli dirà fammi 100 ferri di cavallo, l'altro giorno andrà dal falegname e gli dirà squadra il legname che dobbiamo costruire una chiesa. Queste sono, il messaggero va, prende l'informazione dal re e la porta dove si produce poi quello che serve al paese, quindi alla cellula, per funzionare. È vero che ogni tanto il re ha qualche informazione sbagliata, raramente, malattie genetiche. Nelle malattie genetiche questo può accadere. Noi cosa siamo riusciti a fare? Siamo riusciti ad aggiungere un messaggero con un messaggio specifico ai messaggeri del re. Quindi senza andare neanche a disturbare il re, noi aggiungiamo un messaggero che entra in paese e dice guardate che sta arrivando un nemico, chiudete le porte. Il re, che è dentro il suo castello, magari non se n'era accorto, e questa informazione in più permette di attivare, diciamo, una specifica funzione nei confronti dei virus. La cellula del sistema immunitario si attiva contro i virus, nel caso delle terapie cellulari, quindi del come questa di farmacobiologico, questa macchina, no? Terapia cellulare. Tutto questo, e questa è la cosa pazzesca, tutto questo viene fatto in un credenzino di 1,60 m x 40 m, pieno di tubi, pali, sacche, liquidi che circolano, ronzii, pompe, eccetera, ovviamente computer e quant'altro. Viene lanciato un protocollo, vengono messi i componenti e la macchina fa tutto all'interno di un circuito chiuso, sterile, dove nessuno può metter mano. Entra il midollo del padre, esce la sacca da trasfondere al figlio senza i linfociti. Pazzesco. Pazzesco. Pazzesco come la foto che vediamo adesso. Dai, cambiamo completamente, così saltiamo di palla in frasca, e anche perché abbiamo un minuto e di conseguenza dobbiamo essere velocissimi. Questa è una foto pazzesca. Quella sopra è la cellula virale del Covid, quella sotto è la cellula umana. Quelle arancioni sono le cosiddette proteine spike, e qua io l'ho portata perché si vede benissimo una delle maggiori difficoltà nel creare poi questi linfociti che aggrediscono i virus, perché la proteina spike che si sta abboccando alla cellula umana su quel pallottolino blu, che è la sua serratura, ha cambiato forma. Quindi queste proteine brutte e vigliacche cambiano forma nel momento in cui si attivano, e questo rende molto difficile identificarle e scatenare contro di loro la reazione del sistema immunitario. Per fare un esempio, tante volte muta il Covid in un anno, il SARS-CoV-2 in un anno, tante volte muta il virus dell'HIV in un giorno. E per questo non siamo ancora riusciti a beccarlo. Dottore, qua ci vorrebbe un'altra puntata, vedremo. La faremo. Se la cosa vi è piaciuta, naturalmente trovate su internet tantissime fonti per poter approfondire quello di cui abbiamo parlato oggi, lo sapete bene. E se volete che magari ne riparliamo nella prossima puntata, faccecelo sapere. In qualche modo. Telefonate a Tele4. Sicuro. Va bene, grazie al dottor Massimiliano Dubai, grazie a tutti voi. Buona serata.
collaborazione con Farmacia Picciola, sempre più vicino a te. Farmacia Picciola dal 1799. Amiamo il nostro lavoro e lo svolgiamo con professionalità e serietà. Personalizziamo terapie e trattamenti nel nostro laboratorio. Se vi svegliate stanchi, siete insonni o semplicemente non siete soddisfatti del vostro riposo, vi proponiamo oggi l'innovativo test sulla qualità e la quantità del sonno. Siamo aperti dal mattino presto dalle 8 fino alle 20:30 la sera, sempre anche il sabato e la domenica. Farmacia Picciola, il vostro centro salute di fiducia. In via Oriani 2 in Barriera Vecchia.